Buonasera a tutti, stasera, come si suol dire, partiamo dalle basi, nel senso che vi raccontiamo cosa fa un consigliere regionale. L'idea ci è venuta perché, insomma, come probabilmente sapete, abbiamo lanciato qualche settimana fa, qualche giorno fa in realtà ancora, la candidatura alle regionali e una delle prime cose, devo dire, che in tanti chiedono è: ma che cosa fa un consigliere regionale, cosa fa in particolare la regione? Perché su questo, mentre è abbastanza chiaro cosa fa un comune, è quasi chiaro cosa fa lo Stato, su quello che può fare e deve fare la regione, diciamo così, le idee sono molto più confuse. Per cui stasera ho chiesto a due amici, cioè Stefano Facasso, che è il capogruppo del PD in Consiglio regionale, e a Francesca Zottis, che è consigliere regionale eletta in provincia di Venezia, sempre del PD, che ci raggiunge fra pochissimo, di fare un po' di chiarezza, di raccontarci di che cosa si occupa il Consiglio regionale e quindi poi ovviamente la regione. Intanto ciao Stefano, grazie della disponibilità. Ciao Giacomo, buonasera a voi tutti. Ecco, e quindi partiamo da qui, cioè la prima cosa che mi viene a chiedere, tutta l'altra è un'esperienza importante perché hai fatto il Consiglio regionale per 10 anni, prima hai fatto anche il sindaco. Di che cosa si occupa il Consiglio regionale? Cioè, quali sono le questioni fondamentali, i temi più importanti e anche che più... Eccola, ciao Francesca, ciao, non ti sentiamo. Avevo tolto il microfono. Ciao a tutti e ciao grazie. Francesca. Ciao. Grazie. Dicevo Stefano, i temi principali, i temi più importanti, diciamo così, le deleghe più importanti che la Costituzione poi affida alle regioni e quindi che portano un Consiglio regionale ad occuparsene. Beh, la prima, sia in termini di complessità che in termini di impatto sociale e di valore economico-finanziario, indubbiamente è la competenza sulla sanità. Il sistema sanitario è organizzato dalla regione, finanziato attraverso il Fondo Sanitario Nazionale, ma con capitolo della regione, e vale oggi in Veneto la bellezza di 9 miliardi e 400 milioni, quindi il 75% del bilancio. Gli occupati nel sistema sanitario diretti veneti vuol dire i dipendenti delle ULSS, per capirci, e quindi della regione in questo settore sono oltre 50.000, e poi ci sono tutti gli indiretti, quelli convenzionati, quindi questo ci dà già una dimensione di questa delega, ripeto, molto complessa, perché poi ci sono i servizi ospedalieri, quelli territoriali, il sociale, l'integrazione, insomma. Potete immaginare anche in questi mesi, non a caso i presidenti di regione e il presidente del Veneto nello specifico hanno utilizzato questo ruolo di organizzatore, come dire, no? del sistema sociosanitario anche in modo molto, come dire, pregnante. E questa è sicuramente una grande, con la L maiuscola, la competenza regina della regione. Poi a seguire in ordine sparso, ma tutta la competenza sull'organizzazione e il finanziamento del trasporto pubblico locale, quindi dagli autobus che si usano in città, a quelli che si usano in provincia, alle ferrovie regionali, ma anche ai vaporetti, se volete, di Venezia. Quindi altra delega molto, molto importante. Proprio ieri mattina abbiamo concluso la discussione e il voto sul nuovo piano regionale dei trasporti, tanto per dirne uno. A seguire, ma non meno importante, la delega sulla difesa idrogeologica, quindi parliamo di argini. Non a caso Vicenza 2010 io iniziavo a fare il consigliere regionale alluvione, quindi argine, cassa di laminazione, difesa dei versanti, tutta questa consorzio di bonifica, tutta questa compartimento. Non dimentichiamo l'agricoltura, che sostanzialmente è ormai una competenza esclusivamente regionale, perché lo Stato mantiene solo un coordinamento. Agricoltura che è interessata da ingenti finanziamenti europei,
il fondo FEASR, che è il fondo europeo per l'agricoltura, vale in Veneto nel settennato oltre 1 miliardo e 200 milioni. E questa del raccordo con le politiche europee è un'altra delle grandi competenze regionali. Passano di qui i piani e i fondi del Fondo Sociale Europeo, quindi tutto quello che riguarda la qualificazione professionale e avanti, ma pure il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, quindi parliamo del sostegno alle imprese per l'innovazione, per la ricerca, per l'internazionalizzazione e via. Poi altre deleghe, dalla cultura alle attività produttive. Abbiamo fatto in questa legislatura il piano cave, per dirne uno, all'organizzazione dei servizi, più che dei servizi, diciamo delle autorità per la gestione dei rifiuti urbani, e quindi insomma anche tutela, diciamo, in campo ambientale le competenze sono molte, davvero molte, e aggiungo l'urbanistica e l'edilizia. Il piano casa è una legge della regione, il consumo del suolo viene regolato da una legge della regione. 15 giorni fa abbiamo discusso e poi votato in aula il nuovo piano territoriale regionale di coordinamento, che è, come dire, il grande piano regolatore della regione. Queste sono le competenze, direi, principali. Sicuramente ne ho dimenticate molte, perché poi ce ne sono anche più di dettaglio. E poi ci sono temi all'ordine del giorno, dall'autonomia, per dire, no, che ha ovviamente implicazioni per la regione, a riconoscimento di ulteriori competenze, quindi con l'autonomia, ma poi si intrecciano sulla gestione della portualità, Venezia, sulla gestione di società che hanno un ruolo importante nell'interfaccia con le aziende. Penso a Veneto Sviluppo, ad Avepa, che è la società che invece fa da ente pagatore per l'agricoltura, ma farà anche dell'altro, ma la gestione delle grandi aree ex demaniali, come, non so, la foresta demaniale, ex demaniale di Giazza, piuttosto che le valli da pesca nel Veneziano, che sono gestite da quella che era Veneto Agricoltura, che adesso ha cambiato nome. Insomma, le competenze sono molte, e non dimentichiamoci che il Consiglio regionale è un'assemblea legislativa, quindi fa leggi. È diverso da un consiglio comunale, seppure anche di una grande città, perché nel consiglio comunale sono competenze amministrative. Qui alle competenze amministrative si accompagna una, insomma, significativa attività legislativa. L'attività legislativa ha un suo procedimento, e quindi, siccome tocca molti soggetti, interessi legittimi, buona parte dell'attività legislativa si svolge nelle commissioni, dove i testi sono solo esaminati, discussi dai consiglieri, ma vengono confrontati con tantissime categorie economiche, sociali, sindacati, portatori di interesse, comitati di cittadini, insomma. E questa è una, tra l'altro, degli aspetti, a mio avviso, anche più interessanti dell'attività del Consiglio regionale. Ti mette a contatto con tantissime realtà del Veneto. Grazie a Stefano. Intanto ciao Francesca, che ci ha raggiunto, Francesca Zotti. Ciao. Francesca, secondo me, se tieni il telefono orizzontale, prova a girarlo, noi ti vediamo meglio. Eccolo Vai, qua. esattamente, così ti vediamo a tutto schermo. Perfetto. Eccoci qua. Ciao. Allora, Ciao. con Stefano abbiamo inquadrato l'argomento. L'obiettivo è provare a raccontare a chi ci segue, a chi ci vede, diciamo così, cosa fa un consiglio regionale, perché è la prima cosa che devo dire viene chiesta, perché ci sono idee abbastanza vaghe e confuse. Quindi a te in particolare volevo chiedere questo, guardando un po' le cose su cui, insomma, in questi anni ti sei cimentata, credo tu sia in Commissione Cultura, e ti ho visto anche uscire molto su temi legati a trasporti, infrastrutture.
di che cosa si occupa la regione, in particolare in questi due campi, cioè nel campo della cultura Sì. cosa può, cosa deve fare, nel campo dei trasporti, ma se posso, visto che entriamo anche un po' in tempo politico e di campagne, quindi in cui si può anche si deve, devo dire, discutere di che cosa è stato fatto, ma anche di cosa non è stato fatto. In particolare sul campo dei trasporti, sul campo appunto del trasporto pubblico. Mi viene da chiederti una cosa, una delle questioni qui personalmente sono più legate, su cui vorrei lavorare in questi mesi, su cui vorrei molto insistere, è il tema della famosa metropolitana di superficie, quindi il trasporto regionale, perché è stata un'opera pubblica che Zaia, che chi ha governato in questi anni, ha deciso di cancellare, cioè perché è stato deciso e perché secondo te, immagino, invece era ed è necessaria da un lato, e l'altro aspetto è sicuramente quello dell'integrazione del trasporto pubblico. Gomma a ferro ne parliamo penso prima dell'invenzione della ruota, quindi forse è arrivato il tempo di incominciare invece a renderlo realtà. Quindi ecco, su questi due grandi argomenti, cultura, infrastrutture e trasporti, da un lato che cosa hai visto da dentro in questi anni e dall'altro anche una valutazione politica su ciò che non è stato fatto e su cosa deve essere fatto. Grazie alla domanda. Beh, come ha già detto Stefano, noi diciamo, proprio ieri siamo andati in approvazione di quello che è il piano trasporti. Lo dico perché è un piano che in qualche modo per alcuni operatori forse ha tradito le aspettative, nel senso che il cosiddetto piano processo, cioè dà delle indicazioni, dà una visione, dà degli indirizzi trasportistici della Regione Veneto. A questo piano si deve collegare chiaramente un piano di azione, è stato suddiviso in successivi piani, dal piano infrastrutture al piano della ciclabilità, al piano della mobilità. Sta di fatto che noi siamo in ritardo di 25 anni rispetto comunque ad altre regioni in termini anche di finanziamento e in termini poi di programmazione operativa. Un tema che è stato diciamo, toccato ma era stato anche proposto, è stato accettato con qualche modifica, un ordine del giorno proprio da Stefano, era quello della revisione dei bacini. Noi in questo momento diciamo, siamo una delle regioni che abbiamo, potrei chiamarla la regione spezzatino in questi termini, mancata completamente una pianificazione, una riorganizzazione proprio dei bacini stessi del trasporto pubblico locale su gomma. E questo incide economicamente, incide in un coordinamento ferro-gomma e incide anche in un'analisi dei reali fabbisogni che poi dovrebbero portare a dei finanziamenti che siano dati in modo omogeneo, a seconda del fabbisogno stesso, alle diverse aziende del trasporto. Si è sempre preferito avere quasi un rapporto diretto, ma mai un rapporto di coordinamento e di governance. All'interno del piano dei trasporti si parla di governance, ma poi non si scende, diciamo, in quello che è il nucleo della governance. Nel piano trasporti finalmente è stato inserito l'osservatorio, che significa poter avere un monitoraggio reale di quelli che sono i dati di traffico ferro e gomma di tutta la regione, ma insomma siamo nel 2020, direi che non aver avuto fino ad oggi un osservatorio reale e in questo momento non avere neanche certezza del finanziamento dell'osservatorio, perché bisogna anche dire questo, siamo un po' diciamo, in un elemento tardivo. L'altro aspetto su cui secondo me noi dovremmo anche insistere in termini di trasporti è la revisione di quella che è la legge che poi va a regolare i bacini, va a regolare i finanziamenti, va a regolare tutto quello che è il trasporto pubblico locale, che è la legge 25. È una legge ormai datata. Avevamo fatto delle proposte come Partito Democratico in questi anni proprio in relazione, perché un ruolo importantissimo che ha il consigliere regionale, che è il ruolo più bello, è quello proprio della relazione con il mondo esterno e con i mondi produttivi. E quindi in relazione con quelle che sono le aziende che rappresentano il trasporto pubblico locale avevamo fatto anche delle proposte di revisione della legge 25 che si basasse proprio non tanto su costi storici, su standard, quanto sulla lettura dei fabbisogni reali. Questo lo dico perché spero che con chi ci sarà, se ci sarò io, se ci sarà qualcun altro, ma chi ci sarà nel prossimo e se ci sarai tu, nel prossimo mandato, si possa iniziare proprio da questo. Perché attraverso una buona regolazione del trasporto, un buon finanziamento del trasporto, possiamo anche poi collegare tutte quelle che sono delle iniziative su cui abbiamo lavorato. Penso alla proposta di dire cerchiamo di agevolare l'uso del trasporto agli studenti con abbonamenti che siano abbonamenti comunque facilitati in termini proprio di importo economico. Penso all'iniziativa che avevamo proposto, è stato bocciato, ma dicendo che comunque non era una priorità, al fatto di dire promuoviamo chi vuole usare
l'autobus e la bicicletta, aiutando anche in questo caso le aziende, oppure il treno e la bicicletta, e quindi cercando proprio di andare verso un'integrazione, avere un piano di orari integrati tra il ferro e la gomma. Queste sono tutte proposte collegate che però, come il biglietto unico che c'è già in alcune realtà, perché la realtà in cui vivo io ha già fatto un'integrazione, diciamo, del biglietto facendo un biglietto unico con le ferrovie per la linea di Jesolo, con Ryanair, con le ferrovie tedesche, quindi alle volte basterebbe mutuare anche le buone prassi, come ha già un'integrazione delle diverse linee con gran parte delle aziende di trasporto su gomma di tutto il Veneto. Quindi si tratta di andare a riregolare il sistema di trasporto per permettergli di avere quei finanziamenti di cui hanno anche diritto per promuovere alcune iniziative, le ho già dette, comunque di riregolazione proprio della facilità anche dell'uso del trasporto a parte del cittadino. Io su questo credo molto. Credo che sia un'incompiuta e credo che sia anche il motivo per cui poi si è abbandonato l'SFMR. L'SFMR di per sé non vuol dire niente, lo dico con molta tranquillità, è una dicitura che indica una modalità di esercizio. Posso anche essere d'accordo con la assessora De Berti che dice una modalità di esercizio rigida, benissimo, però sta di fatto che noi su quella cosa abbiamo speso milioni, miliardi, ok, negli ultimi 20 anni, Stefano lo sa meglio di me e li ha visti gli atti, e alla fine abbiamo cancellato tutto senza un studio di sostituzione immediato. E qui non si tratta quindi di parlare di SFMR, ma di collegamenti veloci metropolitani all'interno di tutta l'area, sia centrale sia periferica del Veneto. Il tutto però, ripeto, deve partire da una riregolazione completa del piano del trasporto. Se non c'è una normativa che cambia completamente modalità di finanziamento e di regolazione, di pianificazione, queste saranno sempre belle parole all'interno anche di un piano che ha una visione interessante rispetto al passato, ma che non entra poi nel vivo delle questioni né finanziariamente né operativamente. Questo per quanto riguarda il trasporto, poi diciamo, è un tema talmente complesso su cui io ho una passione particolare che potrei andare avanti altri 40 minuti a parlarne, ma non mi pare il caso. Faccio un accenno alla cultura. La Commissione Cultura è nata da 1 anno e mezzo, nel senso che prima la Commissione Cultura e Legalità e Turismo era inserita all'interno della Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, quindi una commissione estremamente articolata e che poco ha valorizzato il ruolo della cultura e del turismo e delle pari opportunità, per esempio della ricerca, che sono competenze specifiche della mia commissione adesso, e della legalità stessa. La Commissione Cultura ha, dopo grandi sforzi e grazie a un lavoro trasversale della commissione e non della giunta, elaborato e fatto approvare all'unanimità quella che è la legge quadro della cultura, che regola in modo completamente diverso rispetto al passato sia le modalità, dovrebbe regolare perché è una legge quadro, sia la modalità di finanziamento delle strutture culturali, sia le modalità di collaborazione che la regione dovrebbe tenere tra mondo della cultura e regione stessa. Ha puntato molto sulle reti e ha puntato molto sui finanziamenti triennali e sul fatto di individuare delle linee di finanziamento più, tra virgolette, generali per non andare a fare lo spettatino dei finanziamenti, cosa che io ho vissuto con la cancellazione della cosiddetta legge Mancetta che era stata approvata in una notte oscura della fine del mandato precedente, e credo sia estremamente interessante. Oggi abbiamo avuto un'audizione con alcune reti dei comuni, reti culturali, e credo che proprio anche come consigliere regionale il poter mettere insieme i progetti che hanno i comuni col mondo dello spettacolo dal vivo e provare da qui a mettere insieme il mondo pubblico e il mondo privato sia una sfida che come futuri consiglieri, chiunque sarà seduto su quelle sedie, dovrà cogliere immediatamente, perché la competenza della cultura è sottovalutata. Competenza cultura e turismo, perché a me piacerebbe metterli insieme, i due fattori non sono interdipendenti l'uno dall'altro, sottovalutata anche dalla regione stessa. Benissimo la legge quadro, è un passo straordinario rispetto al passato, adesso bisogna fare i decreti attuativi per rendere operativa quella legge che ad oggi è una bella visione, ma che non ha ancora, non dimenticando non solo le grandi realtà dello spettacolo, ma anche le piccole realtà culturali dello spettacolo, museali, che
rendono vivo il nostro Veneto e che poco forse sono state anche promosse. Il turismo culturale e paesaggistico copre nel PIL del Veneto un valore altissimo rispetto anche ad altre forme di turismo. E noi invece troppo spesso, lo dico da persona che ha tutto il vantaggio di promuovere il turismo del litorale, troppo spesso parliamo del turismo rivolgendosi all'area del litorale che è importantissima, però non ci rivolgiamo a tutto quello che è l'entroterra e che potrebbe promuovere. Questo lo richiamano anche gli operatori del turismo del litorale, dicono dobbiamo comunque agganciarci al turismo dell'entroterra, altrimenti, e soprattutto col Covid è emerso, non riusciremo mai a sopravvivere in modo, diciamo così, a sopravvivere, quindi non a vivere nel futuro. Sì, a supporto del ragionamento, se c'è un aspetto positivo nella tragedia generale del coronavirus e della crisi economica che ne consegue e che ne conseguirà, è proprio l'aspetto del turismo di prossimità. Tutti noi stiamo sperimentando in queste settimane, in questi mesi, pensavo oggi, la persona con cui ho pranzato, che mi diceva dovevo andare in Thailandia, invece andrò a fare le vacanze a Tonezza, e quindi nel senso, no, però ti dà l'idea adesso, ti dà l'idea di come per un'estate cambierà il nostro modo di guardare al turismo e agli spostamenti. Allora, la grandezza generalmente nell'impresa di sicuro, ma penso anche in politica, sta nelle difficoltà, capire dove stanno però le opportunità, no? Allora, se quest'estate viene buttata via, nel senso che non c'è un pensiero su questo turismo di prossimità, che poi vuol dire dal punto di vista ricettivo, dal punto di vista dei servizi, delle attività ludico-sportive, cioè come si pensa a un comprensorio. Se io quest'estate vado a Tonezza invece che ad Asiago, in Val Brenta, parlo dei luoghi, a Recoaro, i luoghi della mia provincia, e ne ricavo una grande esperienza, è possibile che l'anno prossimo magari vado in Thailandia perché ho il voucher che devo usare, che mi ha restituito l'agenzia viaggi, però l'anno dopo, oppure a farmi il weekend, oppure a starci almeno una settimana, io lo torni a fare. Quindi ecco, è un tempo importantissimo su questo fronte, per cui è molto interessante il ragionamento che faceva Francesca prima. Spostandoci di argomento, Stefano, l'altro grande, lo dicevo prima, l'altra grande, diciamo così, fatica approvata dal Consiglio regionale in queste settimane è stato il PTRC. È interessante perché? Vabbè, perché l'urbanistica un tempo di più, ma ancora oggi muove e disegna un territorio, ma perché questo è un territorio che su quel fronte è in grandissima sofferenza. Adesso non abbiamo i dati del 2019, ma nel 2018 il Veneto è stato ancora una volta la regione maglia nera per consumo di suolo, 923 ettari secondo il rapporto dell'ISPRA. Più in generale c'è una legge sul consumo di suolo che ormai ha 3 anni, bisognerebbe capire se sta funzionando o non sta funzionando, per dirne una, così come l'altro grande elemento è che è vero, c'è il tema del trasporto metropolitano nel mettere insieme le comunità, le città. L'altra grande questione è che il Veneto di fatto è una grande città, se togliamo Belluno e Rovigo, che sono nell'asse, diciamo, est-ovest, ma senza soluzione di continuità. Dopodiché non solo non c'è nessun trasporto reale che li colleghi rapidamente, ma anche dal punto di vista urbanistico ogni comune fa la sua zona industriale e se possibile fa in modo che non siano collegate, perché così evitiamo che ci siano problemi. Quindi ecco, in questo PTRC c'è un disegno di territorio, se c'è, e se non c'è, quale dovrebbe essere un disegno di territorio alternativo? No, ahimè non c'è in questo PTRC. È un'occasione mancata perché è stato fatto perché si doveva fare ed è arrivato senza quella che doveva essere invece un tassello decisivo, cioè la valenza paesaggistica, il piano paesaggistico del Veneto, per il quale era nato il PTRC ancora 10 anni fa, evocando Mario Rigoni Stern, piuttosto che Andrea Zanzotto, piuttosto che i grandi architetti del passato, ebbene è stato stralciato. Ma soprattutto è un PTRC che non interviene rispetto a quello che è oggi il panorama del territorio veneto. Qual è il panorama? Il panorama è che innanzitutto c'è un patrimonio edilizio vecchio, energeticamente disastroso e
in gran parte sfitto, attenzione, con una popolazione che invecchia. E quindi siamo di fronte a una totale inversione di quella che poteva essere una dinamica degli anni 70-80 fino agli anni 90, cioè di espansione del costruito. Qui dobbiamo affrontare il tema del recupero del costruito e a volte anche della demolizione del costruito. Franco Zanella, scusami Stefano, infatti scrive: cosa facciamo dei capannoni? Dei capannoni di Un giuro. pezzo A fronte di questo abbiamo in campo invece dei grandi consumatori di suolo. Chi sono i grandi consumatori di suolo? Io ne ricordo uno perché si chiama Amazon, ha appena aperto un centro per la logistica nel Veneto a Castel Guglielmo, che è un comune al confine tra la provincia di Verona e di Rovigo, però che occupa 150.000 metri quadrati di superficie, e adesso ne vuole aprire uno a Casagli sul Sile da 500.000 metri quadrati. Ma potrei ricordare Zalando, che è un'altra catena dell'e-commerce, che lo ha aperto a Nogarole Rocca nel Veronese, ma potrei ricordare Eurospar, che ne ha aperto uno a Monselice. Cioè la logistica, cioè la movimentazione delle merci oggi richiede grandi superfici, perché l'e-commerce, perché la consegna a domicilio, perché poi insomma tu Giacomo lavori per una importante azienda della distribuzione organizzata e quindi sai cosa vuol dire. Ebbene, noi avevamo chiesto che questo PTRC chiamasse in causa i grandi consumatori e li impegnasse al recupero, ecco, dei capannoni dismessi, delle aree dismesse, perché ne hanno anche la capacità finanziaria per farlo. E questo non hanno voluto sentire parlare di questo. Quindi è stata un'occasione mancata. Questo PTRC la prossima legislatura dovrà riprenderlo in mano a partire dalle due leggi, quella sul consumo di suolo, dove anche là avevamo chiesto che i grandi consumatori entrassero nella legge, invece sono stati lasciati fuori, e l'altra è il piano casa, che è stato uno strumento indubbiamente utile per tenere in vita il settore delle costruzioni, diciamo, nei piccoli ampliamenti, nelle ristrutturazioni, ha dato luogo anche ad alcuni sgorbi notevoli, soprattutto nelle aree turistiche, ma va ripresa in mano anche quella. Questa è un po' i tre diciamo, tasselli sono il PTRC, che dovrà però assumere una valenza paesaggistica per tutelare i grandi valori del paesaggio veneto, la legge sul consumo del suolo e il piano casa. Anche dalla parola di Francesca prima, insomma, chi ci guarda e ci ascolta avrà capito che anche in un comma di una legge si nascondono insomma molte discussioni, molti incontri, molti confronti, perché una parola piuttosto che un'altra, un verbo piuttosto che un altro, cambiano la vita alle persone, cambiano la vita agli operatori economici, cambiano la vita ai professionisti, cambiano l'esercizio, le condizioni di un'economia, e lì insomma molto spesso diceva come mai ci state tanto tempo a discutere una legge, soprattutto in commissione, perché poi in consiglio i tempi sono contingentati alle europee, quindi lì si va avanti abbastanza spediti. Perché non sembra, ma insomma, il diavolo si nasconde nei dettagli, e quando si scrive una legge la si scrive e normalmente rimane per un bel po', ecco. Anche se c'è la tradizione veneziana, legge veneziana dura una settimana, ma insomma non siamo più ai tempi della Serenissima. E quindi il lavoro è soprattutto nella rifinitura che si fa in commissione. Francesca, tu sei presidente, credo da pochissimo, della commissione diciamo così, che deve analizzare ciò che è successo nelle case di riposo, nell'RSA in tempo di coronavirus. Quindi per chiudere insomma la nostra chiacchierata, poi chiederò una battuta anche a Stefano su questo. Da un lato, al di là del coronavirus, perché poi su quello aspettiamo che la commissione faccia il suo corso, seppur penso molto breve, perché si vota tra poco. Però da un lato certamente come ha retto, come ha funzionato la sanità nel nostro territorio
in tempo di coronavirus ed è un argomento, ma in generale, dall'osservatorio in cui eri in questi anni, che cosa secondo te non ha funzionato? Perché dei 10, diciamo così, il coronavirus ha coperto come un mantello la discussione politica su ogni argomento, ma i problemi che c'erano 4-5 mesi fa sono tutti lì sul tavolo, uguali se non peggio, dalle liste d'attesa alla medicina di territorio. Quindi ecco, una tua valutazione su questo, sul fatto specifico dell'RSA, ma più in generale sul tema della gestione della principale delega della regione, cioè la sanità. Cosa non ha funzionato? Secondo me la cosa più evidente che non funziona e non ha funzionato e il coronavirus ha reso palese è il fatto di aver smontato il socio sanitario e il territorio. Nel senso che è stato evidente il ruolo che si è voluto dare secondario anche ai medici di base. È stato evidente che la mancanza anche della riforma delle IPAB, che mette in grossissima difficoltà le IPAB stesse, ha appesantito ulteriormente da un punto di vista economico il Covid, soprattutto le IPAB, ma anche comunque le case di riposo, e quindi una visione che rivedesse proprio il funzionamento delle case di riposo, sia pubbliche che private in Veneto. Adesso diciamo, il Covid ha smascherato quello che prima non era evidente, perché in qualche modo erano abituate le strutture a cercare di trovare soluzioni insieme, per quanto riguarda l'IPAB e anche le private, alle amministrazioni comunali, cercare di trovare sia finanziamenti sia attivare progettualità di territorio che potessero compensare alcune mancanze sia di entrata sia di gestione dei servizi territoriali. Il Covid invece ha reso palese che queste mancanze rendono non fragili, bloccano proprio il funzionamento delle strutture, perché la commissione dovrà fare chiarezza, però il problema non è tanto fare chiarezza, è permettere al territorio di ripartire. E quindi ha reso palese che le medicine di gruppo integrate non ci sono e il modello nuovo non le ripropone, al di là di quello che dice qualche consigliere di maggioranza, e questo è un problema. Ha reso palese che il sistema di prevenzione è un sistema che in qualche modo ci ha salvato dalla SARS. È un sistema che potrebbe salvarci anche da altri virus che girano e di cui noi non siamo assolutamente a conoscenza, ma che è un sistema su cui la Regione Veneto non ha voluto assolutamente investire. Penso a tutta l'area veterinaria anche, che non c'entra solo parzialmente, perché in alcune ULSS è stata coinvolta per professionalità, in altre assolutamente no, è stata ignorata, ma che comunque su alcune attività, soprattutto di malattie infettive, ha agito in modo molto puntuale, ma è stata sostanzialmente anche questa smantellata e poco valorizzata dalla regione stessa. Quindi in modo molto sintetico, quello che noi dobbiamo fare assolutamente come opposizione adesso e come futuri consiglieri, ripeto, chi ci sarà, è quello proprio di rimettere in piedi tutto il territorio, tutte le relazioni territoriali. Penso a tutto il sistema di psichiatria, anche qui siamo in grossissima sofferenza. Il Covid in qualche modo purtroppo costringendoci all'isolamento e all'interruzione di alcuni servizi ha messo ancora più in sofferenza quello che diciamo quello che è un settore che si vedeva già prima non essere come un settore di allarme, perché ci sono i bambini che soffrono sempre più di malattie psichiche. Il Covid ha messo in evidenza come non sono sufficienti i servizi né a domicilio né in struttura per la disabilità, perché purtroppo non siamo riusciti a reagire, a dare una soluzione durante il Covid, ma la realtà è che quando tu tagli sui servizi e sul personale, comunque già fai fatica in tempi normali, in tempi straordinari e di terremoto come quelli del Covid e del post-Covid, fai ancora più fatica, perché gli operatori comunque non sono in numero sufficiente, quindi non riesci neanche a sostituirli proprio nelle case di riposo quando si ammalano, e nello stesso tempo sono lavori ad altissimo stress sia fisico che psicologico, e quindi in qualche modo non riesci ad offrire quel servizio e quella vicinanza e di accompagnamento alla famiglia e alla persona malata di cui ogni persona avrebbe diritto. Grazie a Francesca. Stefano, una tua battuta in chiusura sulla stessa questione, nel senso che poi è la questione. Beh, io dico che in Veneto il sistema Veneto ha risposto al Covid nonostante Zaia. Perché dico nonostante Zaia? Perché ci sono stati vari tentativi di assalto al sistema di integrazione sociosanitario, al modello Veneto, e a qualcuno gli è anche riuscito, ahimè,
Qualche altro no, per fortuna dico, no, e adesso tutti a lodare l'integrazione del modello Veneto. Beh, insomma, in tema di medici, medicina generale, l'ultima proposta era sostanzialmente il modello lombardo, che abbiamo assistito in Veneto, unica ragione in Italia, allo sciopero dei medici in medicina generale. Non era successo da nessun'altra parte, tanto per capire, insomma, dove eravamo prima del Covid. Però il Covid ha finalmente spazzato via anche alcuni vincoli decennali, nazionali, come i tetti di spesa sul personale della sanità, che finalmente sono stati tolti, quindi si ricomincia ad assumere in sanità. Questa è una bella, grande notizia anche per il Veneto. Non si parla più di tagli al fondo sanitario, si è tornati a finanziare in aggiunta il fondo sanitario, e anche questa è una buona notizia, perché eravamo arrivati al limite inferiore di sicurezza sulla sanità. E rimane la questione di come si organizza una sanità che oggi ha affrontato il Covid, ma non dimentichiamoci, deve affrontare il tema dell'allungamento dell'aspettativa di vita e del crescente numero di persone anziane non autosufficienti. Questa è una sfida inedita per i sistemi sanitari, quantomeno il nostro, non solo il nostro, e rispetto a questo il Veneto non è attrezzato. Francesca ricordava prima le case di riposo, le IPAB. Adesso tutti si accorgono quanto siano state importanti e a volte quanto siano state vulnerabili. E adesso si dice ci vuole il direttore sanitario nelle IPAB. Viva Dio, cioè, non sono più le case di riposo di 50 anni fa, sono delle lungodecenze ad alta intensità di assistenza sanitaria. È chiaro che bisogna attrezzarle in quel modo. E finisco con una battuta, visto... Io non capisco perché si continui in Italia a non accettare i fondi del MES. Io proporrei con quei fondi la ristrutturazione e l'ammodernamento di tutte le case di riposo italiane e venete, che ne hanno un gran bisogno. Abbiamo bisogno che ci siano finalmente delle stanze da 2 letti, come in ospedale, che sono attrezzate anche con i respiratori. Abbiamo bisogno che siano accessibili alle carrozzine e non con le porte costruite nel 1905. Questo sarebbe un grande piano di ammodernamento del sistema della non autosufficienza del Veneto. Io metterei subito la firma perché questi fondi dell'Unione Europea arrivassero per questa finalità. E io anche. Stefano e Francesca, una battuta al volo, perché c'è una domanda interessante, ma proprio vi chiedo una risposta veloce. Ambiente e autonomia, ha senso in un periodo di cambiamenti climatici, quando tutti dovrebbero muoversi verso obiettivi comuni e scientificamente definiti? Ve lo chiedo perché è curiosa. Quindi autonomia e ambiente. Stefano, una battuta su questo, e Francesca in chiusura. Ma io dico sì, ma come sempre l'autonomia bisogna mettere il contenuto. Allora, se l'autonomia apre spazi di manovra e di protagonismo dei territori, a cominciare dalla regione, ma io aggiungo degli enti locali, dei comuni, per fare da capofila della transizione energetica, assolutamente sì. Invece purtroppo il dibattito sull'autonomia in Veneto è un dibattito che si ferma alla sigla autonomia, punto. Bisogna dire sempre autonomia per cosa. Allora, se la mettiamo sul contenuto, ci sarà bisogno che i territori e le istituzioni locali siano le protagoniste della transizione e delle politiche di contrasto al cambiamento climatico. Se invece l'autonomia è una rivendicazione, come dire, quasi, senza quasi, ideologica, non servirà a contrastare il cambiamento climatico, ma non servirà quasi a null'altro che non a lucrare elettoralmente rispetto a questa aspettativa. Ricordiamo che non l'ha fatto lui, che Stefano ha appena portato in libreria un libro che si chiama Per un pugno di gradi, che parla proprio di questo, cioè della svolta energetica che servirebbe al Veneto e che ormai stiamo presentando in tutti i porti, in tutti i mari. Francesca, stessa questione.
Eccomi qua. Allora, io concordo con Stefano, aggiungo autonomia e ambiente a progetto e a obiettivo e a progetto. Nel senso che o la regione visto che abbiamo fatto un piano processo per il trasporto, facciamo un piano processo dell'ambiente dove dimostriamo quali sono gli obiettivi, quali sono i processi, quali sono i progetti di pianificazione, successivamente di programmazione, in collaborazione con le regioni e con le vicine e con l'Europa, oppure non ha senso, nel senso che vuol dire che non siamo in grado di esercitare l'autonomia. Non possiamo più fermarci ai grandi intenti, alle grandi linee di sviluppo quando abbiamo poi problemi di linee per quanto riguarda gli acquedotti, di scarichi, di inquinamento per quanto riguarda le lagune, perché se non siamo in grado di porre questi come obiettivi da raggiungere e capire con progetti e processi di portarli a casa, collegandoci con risorse regionali, extraregionali in collaborazione con le regioni europee, allora è meglio che l'autonomia non ce la diano, perché sprecheremo le risorse di qualcun altro e dei cittadini probabilmente per fare microprogetti che ad oggi non hanno portato da nessuna parte, se non probabilmente insomma, al successo di qualcuno di noi a livello singolo. Ma insomma, l'obiettivo dell'autonomia non è questo, e tantomeno su un campo ambientale. Quindi autonomia e ambiente, bene che vadano di pari passo a obiettivo, a progetto, a processo, e proviamo a proporre, mi è venuto in mente adesso, un piano processo dell'ambiente che guardi non al Veneto, ma a quello che era anche, se adesso esagero, ma insomma a una visione di macro regioni e una visione internazionale. Grazie. Abbiamo chiuso con il lancio del piano processo per l'ambiente. Prima di ringraziare definitivamente Stefano e Francesca, io volevo dire solo una cosa che non c'entra con la cosa direttamente con la diretta di oggi, ma è questo, che da oggi abbiamo messo online il sito della campagna, che è www.giacomocosmai.it. Ci tenevo a dirlo principalmente per un motivo, perché la linea grafica della campagna, chi poi ha voglia se lo va a vedere, è quella del Veneto città metropolitana, nel senso che è proprio disegnato come la mappa di una metropolitana e con le varie città collegate a puntini, proprio come quando si apre la mappa della metro, proprio perché questo vorrebbe essere il messaggio, l'obiettivo e uno dei ragionamenti di fondo, e anche dei motivi per cui prima ho insistito con quel tipo di domande. Per cui e poi vorrebbe essere, visto che in tempo di coronavirus abbiamo usato questo strumento molto per fare dirette, approfondimenti, uno strumento per restare in contatto con chi in questi mesi ha seguito questi momenti di approfondimento. Grazie a Francesca e a Stefano, a chi ci ha seguito. Buon lavoro. Grazie a voi. Francesca, grazie a tutti, buona serata. Buona serata. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.